Buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai. Qui con me siamo al mare, quindi con una felpa color spiaggia, Stefano Rapone, un ragazzo Ciao. comunque sia caruccio. Dai. Come stai? Sei contento di stare qua all'Urban Vision Loves the Rolling Stone at Lido Blue Bay di Sanremo? Sì. È sempre meglio, lo dici. Sì, sempre. ringraziamo Rolling Stone che ci ospita. Siamo alla quarta puntata di Sanremo 4 speciale. come le birre del Borgo meno una che sono qui sul Mamma palco. mia, sei che formidabile. Che collegamento, eh? Grazie Birra del Borgo che ci fai vedere non doppio. Esatto. L'unica birra che non fa vedere doppio, ma triplo, quadruplo, la migliore delle birre. Vabbè, questa. Vabbè. Come stai? Sei contento? Sì, dai, sono un po' sempre più stanco. È arrivato venerdì. Ci siamo quasi. Sì. Domani è il top il picco di stanchezza. E poi un crash di un paio di settimane a Roma. Sì. Va bene. Sì. Bello, contento di essere a questo festival. Certo è strano, no? Essere così vicini al festival e pur così lontani dal palco, perché ora possiamo dirlo noi. È una cosa un po' appunto dolce amara per noi questo festival, perché avevamo proposto una canzone che avremmo cantato. Oggi avevamo anche pensato cantata noi, insomma, in coro. Sì, c'avevamo una canzone nostra. E oggi che è la serata dei duetti, avevamo anche pensato a fare un duetto con una persona importante per noi che era il generale Vannacci. Sì, che infatti sta in giro per Sanremo oggi, perché lui comunque già ha preso i biglietti, quindi ha detto vabbè vengo anche se non canto coi ragazzi. Era fighissimo perché volevamo fare Perdono di Tiziano Ferro. Sì. Avevamo già fatto tutte le prove, facevamo tutta la coreografia, era bello sai, perché avevamo Perdono. Facciamo così con la X. Però poi lui, quando facevamo così, lui diceva decima dono. E noi dicevamo generale, però svegliate, stiamo a fare. Vabbè, comunque. È un difetto che non sa dire. Lui proprio se vede decima, vabbè. Comunque in generale lo sta in giro, ci siamo poi separati male, diciamo la verità. Esatto, e quindi però era una bella canzone. Avevamo pure sottoposto il testo alla Crusca che ci ha dato 30 lode, ha proprio cambiato il metro di giudizio, ha detto per voi voti universitari, quindi noi eravamo carichi, però non ci hanno scritta da noi, però appunto, era bella, io c'ho il testo. Volevamo condividerla con voi, visto che la serata sarebbe stata molto bella. Vuoi dire tu il titolo? Sì, il titolo era Viva le mamme, perché appunto una canzone per Sanremo, così nazional popolare, che però c'è Viva la mamma di Bennato, questa è Viva le mamme. Bello. Se diceva così. Viva le mamme degli altri, perché ci puoi fare l'amore. Belle, sode, stanche, bisognose di protezione. Proprio come io ho bisogno di essere protetto da Rapone. Proprio come un virus che mi infetta la vita, lui mi infetta, mi ferisce, mi impedisce di correre come un pacchetto dati. Che è questa cosa? Non era il testo? Avrei bisogno di un software per vivere la mia vita senza intoppi. Sarei velocissimo in Italia come all'estero senza Stefano. Vabbè. Se solo avessi una protezione e magari anche un password manager, non avrei bisogno di Rapone. Insomma, vorrei qualcosa come NordVPN, preso dal link in descrizione, nordvpn.com/tintoria, così avrei uno scontone. Dov'è Stefano? No, vabbè, devo esagerare, perché ho cambiato il testo, non era. No, vabbè. No, per favore, torna. È pure San Valentino, per favore, non lascia. Dimmi, c'è qualcosa. Posso fare qualcosa per farmi perdonare? Ti supplico, ti prego, Se vuoi farti perdonare, basta un click. Oh, perfetto. E allora torna. E anche questa. E anche oggi. L'abbiamo fatta. Senti, ma non è certo grazie al generale Vannacci se siamo arrivati a fare tutte queste puntate fino a Sanremo. Sì, neanche grazie a San Valentino. Neanche grazie a San Valentino. Una volta l'anno. Deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi vi presento l'ospite di oggi, signore e signori, solo per voi, Lucio Corsi.
Ciao a tutti. Oh dai, siamo molto contenti che tu sia qui. Grazie mille di essere venuto. Grazie a voi, anch'io sono molto contento. E Stefano è talmente contento che si era anche preparato una domanda per te. Guarda, l'ho scritta qui. Come stai? Bene, sto bene. Ieri ero un po'... Stanco, mi tremavano un po' le gambe, è faticoso. Perdevo colpi. Te credo. Però fa parte del gioco. E va bene, poi mi sono riposato, ho dormito, ho mangiato una pasta col tonno. Perfetto. A che ora l'hai mangiata la pasta col tonno? Ieri sera. Ieri sera mi è piaciuta da morire, come sempre. Sì, perché in genere sto mangiando all'olio, leggero, tutto questo periodo. Sto cercando di mangiare meglio. E invece dici c'è bisogno di tonno. Comunque all'olio col tonno. Certo. Sopra. Quindi c'è l'olio a crudo, il tonno a crudo. Così, sì. Ci sono varie scuole. Cioè dipende da che ti va. Perché un po' in padella è buono comunque. Però negli anni anche gli spaghetti al pomodoro con tanto aglio, tanta cipolla e poi alla fine il tonno a crudo è buonissima, sì. Anche quella è una gran pasta. Quindi la tua preferita però è quando rovesci semplicemente la scatoletta così. Ieri sera bramavo quella. Vedi. Sì. Che è comunque... anche una ricetta che Stefano pratica, devo dire. Ma io ultimamente ho scoperto che se lo metto in padella pure è buono. Sì, però è un'altra cosa. Sì. Cosa. Anche col sugo, appunto, l'ho scoperto di recente. Sì. Poi con i capperi addirittura. Quello non sono mai arrivato. Questo è il modo per Stefano di far sapere che ha fatto i soldi. Sì. Quando mette i capperi nella pasta... Non sono mai arrivato a quel punto. Però sai che i capperi devi prima metterli, cioè sono salati, devi metterli in un bicchiere con l'acqua così. Allora è un processo troppo complesso. Infatti non li uso mai. No. Sono lì sotto sale. La mia specialità è la pasta con i broccoli e la pancetta. Attenzione, questa è già un po' più... Buono, e come la fai questa pasta di broccoli e la pancetta? Metto in padella un filo d'olio e metto un po' di aglio, broccoli e pancetta tutto insieme. Tutto insieme? Sì, uno dice prima la pancetta, anche quella è una via, cioè dipende da come vuoi. Però può venire bene anche tutto insieme, cuoce un bel po'. Buono. E poi la pasta, e la magari in padella e Sì. E là pure un filetto di olio a crudo. Formaggio in quantità industriale. Quindi è poi una cosa pesante viene, cioè, sì. Immagino. Vedi. Però col broccolo quindi pensi, è verde, esatto. quindi sì, fa bene. Infatti, sì, esatto. E questo è proprio il ragionamento. No, ma che è giusto, non fa una grinza. Questo in realtà si collega, mi sa, a un'altra domanda che Stefano si era preparato. Sì, che era infatti che hai fatto ieri. Che ieri tu non hai la pasta col tonno. Solo la pasta, però. No, ieri c'avevo il giorno di riposo e la mattina ho fatto un po' di giri, un po' di interviste, ho visto che non ero tanto più lucido, iniziavo a... no, perché ho dormito poco le sere prima, è quello. Poi sì, però sono felice, mi sto divertendo, non sapevo che aspettarmi. Dalla prima sera è stato un po' un salto nel vuoto e ho detto, non so come... Non sapevo cosa aspettarmi, però sono felice, sono contento. Poi devo rimettere a fuoco i pensieri quando torno nel Far West a casa. Certo, quello è il Far West. Perché avrei detto che questo è il Far West? Perché veramente... No, a casa c'è il Far West. Okay. Sì, Maremma la vedo proprio... È una terra simile al Far West, ci sono i butteri. Ci sono i butteri, che salutiamo. Non è la Toscana verde delle colline, le cartoline della Toscana, che è bellissima anche quella, ma è un altro tipo di Toscana. Ci sono campi, piatti, arati, la polvere, questi mulinelli di polvere in mezzo ai campi, trattori che arano i campi con questi angeli custodi che sono i gabbiani o gli aironi che cercano i vermi. Mi sembrano gli angeli custodi dei trattori. Tanta macchia mediterranea incontaminata, c'è poca densità abitativa, si sta proprio bene, è bello, è affascinante. Sì. Infatti io grande fan della Maremma perché vado al mare all'Argentario a Capalbio, perché è tipico mio padre viene da Roma e negli anni '80 con la famiglia andarono via da lì e si trasferirono in Maremma, insomma, perciò è tipico dei romani andare al mare là. Sì, e infatti tu tra l'altro a un certo punto eri andato a Milano e poi hai detto sai che c'è? Io torno in Maremma, che è una scelta che da un punto di vista professionale, se si vuole fare musica, immagino che tutti ti abbiano detto no, certo, bravo, torna in Maremma, che è là che si fa la musica, e però è tanto Sanremo e quindi... Sì. Infatti c'è questa... Allora, prima della notizia
Sanremo, volevo lasciare casa a Milano e stavo iniziando a preparare tutto per mettere su davvero lo studio in campagna e fare le cose lì. Poi i ragazzi che suonano con me dal vivo, a parte Tommaso, il ragazzo che suona in queste serie con me, che lui è di Portercole. Salutiamo Portercole. Sì, lui sta a Milano, però che dicevo? Lì ci sono i ragazzi che suonano con me, abitano lì, sono ragazzi che suonano con me dal liceo, sono i miei amici, perciò abbiamo la sala prove lì, la stanzina, perciò ci tengo a quella terra, cioè ci sto bene, volevo lasciare Milano, poi è venuto fuori la roba di Sanremo, allora non potevo più registrare il disco in Maremma perché mancava pochi mesi, e allora sono dovuto tornare in città, nella perfida Milano, nella città tentacolare che si mangia i campi intorno, si allarga. E ogni tanto, infatti, questo, diciamolo, puzza de merda. Questa è non è un dissing a Milano, però c'è presente città, quando tira il vento, perché si fa tanto dire Milano città, però quando tira il vento dai campi, Milano odora di letame. Certo, questo in tutte le città, anche Grosseto, quando arrivano gli odori dai campi intorno. Però Grosseto va bene che lo faccia, Milano che sta là tipo, però intanto, capito? Ma sì, l'odore... io mi dissocio, non ha limiti, cioè, è vero, succede, c'è presente che a volte quando scendi dal treno a Milano fai è uno di quei giorni là e odora così. Roma per esempio non odora mai di letame, odora di Roma, che forse è anche peggio, però che c'entra? Vanno chiamate le cose col proprio nome. Stefano, abbiamo una domanda? Sì, varie domande, ma poi tra l'altro mi collego a questa cosa qui ora tu sei a Milano, cioè è solo per registrare, sei rimasto a Milano, poi ora tornerai però nella tua... Non vedo l'ora di tornare giù, sì, poi lascerò Milano, sì, voglio far base giù, questa è la mia idea. Ho preso una moto, vado nel campo, cioè non vedo l'ora di andare nel campo con la moto. La moto da cross. Sì, è una vecchia Tenere, insomma mi piace. Sai fare le impennate? No. Sono una pippa proprio. Sì, però mi affascina. Sì. Poi si sta bene in mezzo agli ulivi, gli alberi dell'ombra e non i pali della luce. Sono cose proprio diverse, uno l'opposto dell'altro. Ci sono legato, sono fortunato ad essere nato lì e l'ho anche capito, ovviamente, come succede sempre quando te ne vai. Poi c'è il mare. Ivan diceva la mia casa è il mare con un fiume, no? Non la posso cambiare. È vero, certo. È vero. Tra l'altro tu ti circondi anche di personaggi della Toscana, infatti ho visto che nel video che hai fatto della tua canzone ci sono l'amico Massimo Ceccherini e il nemico Pieraccioni, no scherzo, e Pieraccioni che non ho ancora mai conosciuto però ma li conoscevi già? Allora, Pieraccioni lo sentivo da qualche mese, gli piacevano alcune canzoni, insomma mi faceva piacere questa cosa, e Ceccherini no, con Tommaso Ottomano, il ragazzo che suona sul palco, che lui è regista dei video da sempre, collaboriamo nella musica e lui è regista. Ci sentiamo spesso, a volte Pinocchio, a volte Lucignolo, non sappiamo chi dei due è chi, però ci sembravano proprio i giusti gatto e la volpe loro, perciò ho chiesto a Leonardo e poi abbiamo sentito Massimo. Sono due ottimi gatto e la volpe. All'inizio doveva essere invertiti i ruoli, cioè ovviamente abbiamo pensato a Ceccherini nel ruolo di prete e Pieraccioni nel ruolo di padre di famiglia, e è stato Leonardo a dirci ma perché non invertite le parti? Potrebbe essere più interessante, e aveva ragione. Sono stati molto gentili che si sono prestati al video, insomma non è scontato, come non è stato scontato con Verdone nel videoclip precedente, e anche lui è stato molto gentile, è venuto sul set, è stato con noi, si è prestato a quella follia, non so se avete presente il video dove starnutisco in ascensore e poi c'è sta battaglia, questo muco alieno che parte insomma non era scontato che però con Verdone ci hai lavorato perché sei invitato da Carlo. Sì, infatti lui mi ha detto sei stato gentile che sei venuto nella serie, io ricambio e vengo nel videoclip. È stato un grande, è un bluesman, ma proprio perché per quel poco che ho conosciuto, insomma standoci insieme durante le riprese, ha quella malinconia intrinseca che è proprio tipica e fondamentale del bluesman, nonché un appassionato di musica e un conoscitore attento di musica. Mi affascina Verdone, sempre c'ha quella malinconia. Vedi, dei Blues Brothers. Verdone è un bluesman che non è mai voluto venire a Tintoria. Ma aspetta, a proposito di blues, aspetta, no, fammi un attimo fare due domande. Però poi torniamo sul blues. Poi arriviamo lì.
Ma poi si collega il video della canzone appunto con Ceccherini e Pieraccioni, ma è ispirato a The Peak of Destiny dei Tenacious D? Certo, anche, okay. Sì, sono cose che amiamo con Tommaso, siamo cresciuti con quelle cose lì. Anche rispecchia anche un po' le nostre camere di quando eravamo bambini, con i poster. Io invidiavo la camera di un mio amico, Ludovico, che aveva questi poster messi, tantissimi poster e foto ritagliati dai giornali di supercross, di moto, di cose, tutte messe proprio filo una all'altra, che coprivano, non c'era uno spiraglio di muro, no, era tutto perfettamente incastrato. E quella cosa lì mi faceva impazzire. Io non ce l'ho mai fatta perché il muro di camera mia c'aveva un po' di... non era il piatto, perciò si attaccavano male i poster, cadevano continuamente col biadesivo. E allora c'avevo tutti un po' messi male, sparpagliati, e mi dava... Era una cosa che c'ho ancora... E che sì. poster avevi? Avevo, allora, qualche poster di moto, il Sitch, poi c'avevo Iggy Pop, che ho toccato. Ah. Hai toccato Iggy Pop? Sì, ho toccato Iggy Pop. Lui era consenziente. Sì. Sì. Era, non mi ricordo quando, era in concerto, io avevo 18 anni, era in concerto a Firenze gratis, e partì da Grosseto in pullman, siamo andati là, e eravamo alle transenne, poi c'era la zona dei posti, quelli che se c'aveva un braccialetto potevi stare davanti al palco, noi non c'aveva nessun tipo di braccialetto, però eravamo schiacciati in transenna alla prima fila, con tutta la piazza piena e la strada dietro piena, perciò gratis in piazza, Iggy Pop e gli Stooges, cioè la roba. E dopo il primo pezzo stavo morendo, schiacciato alla transenna, e ero con dei miei amici e delle mie amiche lì con me, insomma uno di questi ragazzi vede la madre di un suo amico, tipo, di là nella zona ariosa, libera davanti al palco. Ci vedono e venite, tenete questi braccialetti, ci hanno fatto andare di là, un colpo proprio di fortuna. Eravamo lì larghi, con Iggy Pop, con il palco qui, le spie. Io allora sapevo che al terzo pezzo faceva salire le persone lui sul palco. Al terzo, quarto pezzo avevo studiato i video. Allora inizio a cercare di corrompere una guardia che era lì a placcare le persone. E, insomma, cerco di farci amicizia. Sembrava che tutto, insomma, stava filando liscio. Era sempre più gentile, facevamo delle battute. Parte quel pezzo dove lui dice salite tutti sul palco, allora io cerco di scavalcare, lui mi butta giù, assolutamente in un secondo mi scaraventa finita l'amicizia. Ci riprovo, niente, mi butta giù, al che alla mia destra un altro cerca di scavalcare, lui va da lui, allora sfrutto quel secondo e salgo su questo palco insieme ad altre persone e andiamo lì intorno a Iggy, gli ho toccato la spalla e la pelle da iguana, una sensazione che ricorderò per tutta la vita. Cosa folle, perché non mi vergognerei come un ladro adesso a fare una cosa del genere. Era proprio non lo so. Così. Mi vergogno a fare le cose così, capito? A salire sul palco davanti a una piazza piena, una roba che se non devo suonare mi vergogno come un ladro, cioè una cosa che non farei. Però c'era Iggy Pop, c'era Iggy Pop e avevo 18 anni, certo, giustamente. Però quella mano poi non l'ho più lavata, ovviamente. No, bravo. Il segreto è quello. Sì. Strofinare Iggy Pop e non lavarsi mai più. E poi. Esatto. Senti, prima hai citato il blues, hai detto anche Blues Brothers. Blues Brothers, che hai detto essere uno dei tuoi film preferiti, se non il tuo film preferito, è anche il mio film preferito. Questa cicatrice, sempre classica sotto il mento, ce l'ho grazie ai Blues Brothers. Perché all'asilo mio padre mi fece vedere una serie Blues Brothers, ero piccolo, proprio andavo alla scuola materna e per un bambino la visione di quel film è, cioè, conosci la musica, c'è tutta la musica più bella del mondo, è un'esplosione di musica quel film, no? E mi travolse e vidi per la prima volta rappresentati i musicisti come dei supereroi, cioè gli crolla il palazzo addosso, loro mentre dormono lo fanno così sulla spalla, tolgono la polvere e non curanti di niente continuano nella loro giornata. E allora ho detto, se un musicista vive così, io voglio far quello da grande. E da quel giorno mi scrivevo Lucio Corsi sulle dita come Jack Blues, Elwood Blues, e volevo essere Elwood. E il giorno dopo volevo ballare come Elwood in chiesa, no? Così. E avevo i calzini, scivolai, e ho battuto il mento, mi hanno portato all'ospedale, non ho voluto i punti
urlando e dimenandomi come un mostro, perché i punti erano, insomma, anche poi anni dopo anche sul ginocchio dovevano darmeli, anche lì l'ho evitati e mi hanno messo la colla, poi mi si è riaperta e poi me l'hanno richiusa, però punti mai. Come mai punti no? Punti non li vuoi? Perché era dolore su dolore, cioè già c'avevo un taglio, mi dovevano anche cucire. Cuci anche, no, lasciami sanguinare. Esatto, colla è molto più innocua, no? Mi riesci a fare un podio delle canzoni dei Blues Brothers? Dai, tre canzoni. Tre, podio per l'appunto. Certo. Allora, Peter Gunn, sì? Che io incrocio sempre con Monna Lisa. Ci si può cantare sopra Monna Lisa di Ivan, su quella. Pom pom pam pom pam pom. Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Bom bam bom bam bom bam. Poi in là lo rifai. Dun 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 dun. Sì, vorrei rubarla. Live la faccio così, la mischio. Perché il riff di Monna Lisa è cioè si incrociano bene. Quella è la mia preferita. Poi c'è Rolling, 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 certo. La frusta. E poi Minnie the Mooch. Minnie the Mooch è molto bella, è un bellissimo momento. E mi sono ispirato a quello per la parte estetica che poi non è andata fino per l'esibizione di stasera. Questa sera quindi sì. Quando ti vedo un po' di Cab Calloway che... la mia idea iniziale era quella, poi per questioni tecniche non è andata fino in fondo. E mi entri sul palco col braccio... magari. Bene, non vedo l'ora. Sì. E poi, vabbè, boom, 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 boom. John Lee Hooker al mercato, con quegli stivaletti di serpente. Di passaggio, che a un certo punto loro arrivano e la mettono là. Poi Aretha Franklin, cioè dai, non ce n'è una, Ray Charles, cioè non c'è un momento, anche il ballo, do the chicken. E tra l'altro Blues Brothers, che però non è un musical in teoria, perché il musical, ne parlavo con Valerio Lundini e Matteo Tiberio, che il musical in teoria la canzone di Topo Gigio, grande conoscitore di Topo Gigio, porta avanti la storia, mentre invece là forse solo Respect porta avanti la storia di canzoni, le altre sono più... È bellissima sta cosa, sì. E poi c'era davvero una band, una Blues Brothers band, e facevano davvero i concerti, cioè che figata. E poi c'è la musica vera, cioè gli strumenti, cioè dai, bellissimo. I personaggi, il batterista con la tesa verde da casino, il basettoni, dai, che figata. No, bellissimo. Ti devo fare una domanda però adesso spiacevole. Che ne pensi di Blues Brothers 2? No, non mi è rimasto niente nel cuore. Purtroppo quella è una... Però pace. Il 2 non fa sparire l'1. Sono d'accordo. Per fortuna quando esce un secondo film non cancellano il primo. Infatti. Perciò sono d'accordo. Stefano. Bello. E quindi vabbè, no, che devo dire? Mi sono preso da questo discorso. Sai perché? Perché non hai le cartelline di tintoria esclusive di Sanremo? Però, no, volevo pensare, no, è interessante che non hai detto però la Everybody Needs Somebody to Love tra le prime, cioè per te non è tra le migliori quella. Un classico, incredibile. Però sono più belle le altre. Sono legato a anche non mi ricordo il titolo di quell'altra, vabbè, anche quella di Chic Out Katie. Quella d'esordio, l'inizio del film, pam pam, quando gli fa ricompra l'accendino, la Bluesmobile, hai venduto la Cadi per un microfono. Potremmo parlare in macchina all'inizio e saltano sul posto. Potremmo parlare solo dei Blues Brothers. No, infatti. Per me va benissimo. Sì, infatti sì. Qual è la pinguina. Allora, io Everybody Needs Somebody to Love l'ho messa in chiusura dello spettacolo tutto il tour dell'anno scorso, quindi adesso devo dire forse Everybody Needs Somebody to Love. Però mi piace anche tantissimo quando stanno nel locale country e cantano Stand By Your Man. È vero, ecco, me lo so. Quello è molto bello. Che il camionista piange. Quello la famiglia. Quello è molto bello. Sì, quindi quella mi ha sempre... poi è un pezzo incredibile anche come struttura, è un pezzo brevissimo, semplicissimo, bellissimo, meraviglioso. No, però anche per me invece Rawhide era più bella, non lo so. Però perché Rawhide è anche, soprattutto se la vedi da piccolo, cioè la cosa della frusta che frusta via la sigaretta. Bello calino, Bob. Sì, è proprio un bello calino. Tra l'altro Blues Brothers è uno di quei film che io ho visto anche in inglese, però quando me lo rivedo io me lo vedo in italiano, perché comunque per me la voce è quella. E poi tanto comunque cantano in inglese, quindi me lo godo lo stesso, però sono abituato
a vederlo in italiano. Vabbè, James Brown in chiesa, ragazzi. Cioè, dai. Sì, beh, quello è proprio forse il momento più... I salti. È surreale, è ironico, c'è tutto dentro. È una ficata incredibile. Va fatto vedere, andrebbe proiettato nelle scuole. Beh, quello veramente nelle scuole. È anche un film con un bellissimo messaggio, ma che neanche te lo spiattella. Questo è il messaggio, no? Anzi, loro sono dei ladri, però invece è fatto con intelligenza, di brutto. Randy Newman lo conoscete voi? Quello di Toy Story. Ha fatto le canzoni anche di Toy Story. Guarda, anche comiche faceva canzoni lui, no? Sì, ma in realtà per nulla, cioè sì, anche comiche, anche tristissime, cioè, è per me il più grande cantautore vivente e uno dei più grandi compositori della storia, cioè davvero sentitevi qualsiasi suo disco leggendovi i testi, perché c'ha un modo di raccontare le cose e dà voce, no, anche è una cosa che nel cinema tipo succede, quanti film il protagonista è tipo un assassino, ma nessuno va dal regista a dirle sei un pazzo, se invece canto dalla prospettiva di un assassino, cioè succede un casino, cioè non riescono a staccare, no, chi canta dalle parole che dici. Invece lui ha dato voce a dei pensieri orrendi, no? Però è proprio un modo intelligente per mettere in risalto le assurdità di alcuni modi di pensare, alcune situazioni, e la sua più grande hit è Short People, La gente bassa, che io ho tradotto, prima o poi la voglio registrare in italiano. Che fa, la gente bassa non ha ragione, la gente bassa non ha ragione, la gente bassa non ha ragione di vivere. Hanno piccole mani, piccoli occhi e ci nascondono bugie enormi. Hanno piccoli nasi e grandi segreti, scarpe col tacco ai loro piccoli piedi. Io non voglio gente bassa, va tutto così. È fantastico, ovviamente non parla della bassezza fisica, ma no? E proprio la stessa gente bassa di cui parla l'hanno massacrato. Questa è stata la sua più grande hit in America e la sua più grande condanna, perché ancora oggi lo tartassano su sta cosa. E poi ce n'è di tutti i colori, sentitevelo, è bellissimo, mi fa impazzire. Lo faremo. Mi collego con questa cosa per farti una domanda correlata. Se vuoi, quella lì c'è dell'acqua, se vuoi bere dopo l'acqua. Grazie. Hai mai incontrato Berlusconi? No. No. Il collegamento era casuale. Sarebbe stato sinceramente clamoroso, proprio una questione anagrafica. Però non sai mai chi ha incontrato il cavaliere. È proprio dal cilindro tira fuori. No, certo, perché lui a Grosseto non hai capito, veniva sempre magari ci in moto. Poi senti, noi facciamo questa cosa che è una tradizione che è nata dalla Jalapas. Chiediamo ai cantanti in gara se gli va di dire una frase sul palco che in codice, no? Che conosciamo solamente noi, e così i fan la riconoscono e sono contenti, che è appunto una frase che puoi inserire in qualsiasi conversazione, se ti va di dirla, che è Ratzinger vero papa. Ok, la classica frase. Sì, facile da introdurre nei saluti con Carlo Conti. E poi stasera anche con Topo Gigio, perciò sembra un ottimo momento. Può farla dire a lui, a Topo Gigio. Anche sì. E come diciamo sempre, Topo Gigio, guardando la camera, dov'è la camera? Dov'è la camera di Topo? Direttamente di Gigio, ovviamente. Ma come è nato questo rapporto con Topo Gigio? Vi siete già conosciuti? Siamo conosciuti a Castiglione della Pescaia. Perché lui va al mare là. Lui va al mare là, di solito sì. Allora, di questo duetto vado molto fiera, sono molto orgoglioso e ribadisco quando posso sempre il fatto che per me non si tratta di una gag, si fonda su un ragionamento inerente alla musica, che è quel che amo. Topo Gigio esordì nel 58 con la voce di Modugno, perciò è come se rincontrasse la sua canzone. Poi per me la musica è qualcosa che quella musica che amo è quella che mi porta da altre parti, che mi cala in altri panni, che mi inganna e mi dice ti ho portato nel futuro e invece mi ritrovo nel 1930 o viceversa, e non quella che mi racconta la realtà per com'è, quella mi annoia. Perciò quel lato del sogno fa parte di Topo Gigio, e fa parte anche di Nel blu dipinto di blu, che inizia penso che un sogno così non ritorni mai più. Topo Gigio è un personaggio di fantasia, ma al tempo stesso è molto più reale di tante gente che conosco, e non è mai invecchiato. Voglio chiedergli come ha fatto, perché io sta roba del tempo che passa non mi va giù. Mio padre pianse quando fece 10 anni,
perché era in doppia cifra. Cioè, e allora, insomma, capite che non lo viviamo bene questo passaggio del tempo. E poi Topo Gigio è solito fare duetti, dagli anni 70, dalla Carrà, ma molti altri anche prima, Lundini di cui parlavi prima. È un personaggio TV. E poi è proprio un momento TV che mi sembra da altri tempi, in qualche modo, quando le televisioni erano più larghe, più pesanti, c'era più spazio perché erano molto più grandi dietro, ora le fanno sempre più sottili, bisogna mettersi di profilo, ma non so mai qual è quello migliore che ho, forse nessuno dei due, perciò è un casino, e così. Poi è anche un personaggio internazionale, era fisso all'Ed Sullivan Show, Topo Gigio, negli anni 70. È il primo pupazzo a calcare il palco dell'Ariston. Questa cosa mi piace da morire. Non c'erano mai stati altri pupazzi? No, e poi sì, pupazzo mi sembra anche dispregiativo, perché come ho detto prima è molto reale. E poi che altro? Volevo aggiungere qualcosa che non mi ricordo. Hai visto il cartone animato giapponese con Topo Gigio? No. Che comunque anche in Giappone è famoso lui. Sì. Ma pensate, cioè, da una roba così semplice, da una figura, un'invenzione così semplice, c'aveva dentro qualcosa di strano per prendere questa vita e durare così a lungo e non invecchiare, tra l'altro, come ho detto prima. Senti, io invece ho una domanda che prima hai detto non ci piace. Scusa, come è venuto in mente? Vai, scusa. vai, ma che scherzi. Tipo, io grande fan di Elton John, lui con i Muppets, sono cresciuto con quel video, perciò anche quel lato lì ho pensato a questo duetto anche in quel insomma, da quel punto di vista lì. Bene. No, esatto. Un omaggio Vorrei anche fare ai un Muppet e Elton John. Vorrei fare un disco di duetti solo con pupazzi. Mi era venuta l'altro giorno questa idea, vorrei farla, però bisogna capire come. Con chi lo faresti quindi? Topo Gigio, poi? Con Dodò. Dodò. Sì. Poi il Bear, l'orso della Casa Blu e tutti i pupazzi. Ma certo, che lui adesso è tornato super... Sì. Rockefeller. Rockefeller era un corvo. Il corvo Rockefeller. E poi, essendo un disco, magari anche altri personaggi tipo Pingu. Bellissimo. Potrebbe essere interessante in musica Pingu. Bellissimo. Fargli cantare qualcosa di riconoscibile anche a versi. Bellissimo. Dai, il Gabibbo. Gabibbo che è già cantante, diciamo. Sì. Non lo so, il Gabibbo. Il Gabibbo forse esatto appartiene a un altro reame di creature. Un altro reame. Sì. Un altro scurso. A proposito di pupazzi che cantano, a proposito del tempo che passa e a proposito delle cose che ci portano nel passato, nel futuro e ci tirano fuori dai nostri panni, c'è una rubrica in questo podcast per cui chiedo all'ospite che rapporto ha, se ce l'ha, con la marijuana. Ok, allora ho fumato in quarta superiore per un po' di mesi e poi ho smesso al concerto degli Zen Circus. Salutiamo gli Zen Circus. Come mai proprio al concerto degli Zen Circus? No, mi dava noia. Vabbè. Sì, stavo male. Ma basta, questa è stata la mia esperienza. Ma era colpa della musica? No, prima di entrare al concerto, okay. Stavo alle pezze. Stavo male, fine, qualche mese. Poi basta. Ho un vizio. Fumo come proprio da morire, cioè ho un vizio fatto bene proprio. Solo quello, però me lo tengo stesso perché tanto non si tende alla perfezione, perciò proprio mi piacciono da morire. E ti fumi le sigarette vere o i drummini? Vere, sigarette vere, drummini non mi piace, fanno venire mal di gola. Questo è un bel messaggio, fumate sigarette vere. Esatto. C'è anche... Vai, fallo. Senti, c'è una rubrica in questo podcast che non abbiamo mai fatto, ma la vorrei fare solo oggi. Mm-hmm. C'è una rubrica che si chiama Cacare in discoteca. Ok. Per cui chiediamo all'ospite se ha un aneddoto di una volta in cui prego, in cui è dovuto andare in bagno nel momento peggiore, nel luogo peggiore. Esatto. Quale momento peggiore, il luogo peggiore della discoteca? Non deve essere per forza una discoteca, è un aneddoto di questo tipo? Allora, ho un aneddoto di questo tipo. Allora, aprivo ai Baustelle nel 2017 tutta la tournée teatrale. È stato un momento per me molto importante perché ho imparato tanto guardando finalmente un tour con una produzione più grande dall'interno, dal backstage, con gli spostamenti in furgone da una data all'altra. Io aprivo chitarra e voce, è stata proprio formativa come esperienza, infatti li ringrazio sempre, li voglio bene, a Francesco, Rachele, Claudio e tutti.
E dopo un tot di date arriviamo a Napoli. E prima volta che suonavo a Napoli. Arriviamo un giorno prima perché arrivavamo da Bari, mi sembra, e avevamo un giorno di buco, di vuoto, e poi il giorno dopo suonavamo. Allora andiamo a fare aperitivo, insomma andiamo a girare Napoli. Io felicissimo, prima volta a Napoli, insomma con loro, ero felicissimo. Vado a mangiare la pizza con il fonico di palco e il tecnico delle luci, io e loro. Mangiamo la pizza velocemente e poi esco, c'era un po' di freddo nell'aria. Stai dicendo tutte, tutte le cose, parole chiave. Sì, però sì, continuiamo. Dove stanno gli altri? Dove è Francesco, Rachele? Dove sono? Ah, sono nei vicoli, c'è un bar, fanno gli spritz e andiamo lì a festeggiare con loro. Andiamo lì, arriviamo lì. Io avevo solo una giacchetta, c'era vento, freddo, e lì entro in questo locale con Rachele e gli altri, e fanno dai, brindisi, limoncello. E non l'avevo mai bevuto il limoncello prima d'ora, prima di quella volta. E ho preso questo limoncello e l'ho mandato giù in un colpo solo. E poi niente, ho iniziato a sentire degli squarci nell'interno del mio corpo, che partivano da qui e si muovevano, e dei dolori lancinanti. Per fortuna ci eravamo indirizzati verso l'albergo, in una strada in discesa, mi ricordo. Inizio a sentire questi dolori strani, sempre più forti, e inizio ad accelerare il passo, e entro dentro il portone, non dell'hotel, l'hotel era sopra delle scale, c'era una corte interna, mi segue solo il fonico di palco. Entro dentro la corte, inizio a salire il primo scalino e mi s'annebbia la vista, svengo praticamente, sì. Mi accascio sulle scale. C'era questo ragazzo, mio angelo custode di quella sera, che mi porta e dico non lo so, mi sarà congestione, l'avevo intuita, mi porta su in hotel, in camera, mi accascia sul letto, mi ripiglio un attimo, tiro sulle gambe, stavo malissimo e poi passo una notte al cesso. Vabbè, una bella storia a lieto fine. Una bella storia a lieto fine. Grazie per averla condivisa. Per fortuna è stata a lieto fine, però da quel giorno sto molto attento al freddo dopo il mangiare e soprattutto non ho più bevuto limoncello. Certo, ormai mai più, proprio quando a cena qualcuno prende il limoncello dico, proprio lo guardo con paura. Preoccupato. Attento! Sì, dico, ma sei sicuro? E poi non lo so, per gli altri non vivono sempre bene. Sembrerebbe non avere questo tipo di... Lo bevono e poi fanno tutto quello che si continua la serata, prendono freddo e stanno bene. E dico, e allora, questo è l'inganno, perché poi uno dice, allora lo riprovo. No, bravo. No, proprio non ci casco. Veramente in situazioni sicure, con persone fidate. E poi sta storia è bella perché era la prima volta che vedevo Napoli e ci ho quasi lasciato le penne. È vero. Perciò proprio vedi Napoli e poi proprio esatto. Perciò sì. E via. Senti, invece c'è una domanda che stiamo facendo a tutti quanti, che è chi vince il festival secondo te? Chi vince il festival? Il festival lo vince, non lo so, devo fare un momento di divinazione. Sì. Sta dicendo qualcosa? Lauro. Olli. Ci ha dato una terzina, però. Ci ha messo, esatto, va bene. Senti, questo poi montiamo quello giusto. Esatto, poi quando finisce il festival ci montiamo il nome con la voce di Stefano che dice grazie. Senti, invece l'altra domanda è arrivare nelle ultime posizioni al festival bene. Può andare molto bene. Zucchero, Vasco, Tananai recentemente. Quindi non auguriamo a nessuno di arrivare ultimo, ma chi pensi che potrebbe arrivare ultimo e poi fare la fine di Vasco? Che quindi è una cosa bella. Pensa se Brunori fa la fine di Vasco. Se dici sarebbe... che già lì... me lo immagino, la fine nel senso vestito come va, Sì. Sarebbe incredibile. Sarebbe bello effettivamente. Poi non arriva ultimo Dario. Col vino che produce lui si ubriaca. Però mi fa impazzire l'idea proprio. A parte Dario mi garberebbe vestito da Kiss una sera, truccarlo di bianco, fargli la stella. Poi è un metallaro,
è un metallaro che fa il tapping. Fa finta che sta là, ma fa il realtà... tapping sulla chitarra, davvero. Cioè fa shred. Cioè, insomma, dai, voglio pensarla così. Brunori Vasco, cioè che si trasforma in bellissimo. Grande Vasco, io lo amo. Noi diciamo, per correttezza ti diciamo che tutti quelli che sono venuti qua hanno fatto il tuo nome. Sì, hanno detto che tu potresti arrivare ultimo e fare la fine di Vasco. Dai, magari. Sì, magari. Addirittura, vabbè, Melozio c'è una sua teoria. È perché l'hanno messo tra i primi 5 e l'hanno voluto bruciare perché quello diventava Vasco, capito? Invece l'hanno portato a sfiga. È vero. Comunque, come ci sono passati Rino, Vasco, Ivan, Dalla, cioè le loro esibizioni, quei momenti lì sono quelli che mi hanno legato di più al festival negli anni passati, quando ero piccolo. Insomma, le esibizioni che mi riguardavo e da cui cercavo di imparare qualcosa erano quelle e mi affascinavano. Cioè, e mi hanno anche aiutato a pensare, forse c'è un modo per passarci dentro a questo turbine del festival in un modo personale, no? Poi non è detto che ci riesca, però mi hanno fatto dire proviamoci a farlo in un modo personale, ecco. Perciò quelle esibizioni sono legate a quei momenti, anche a Gabriel da ospite, il Peter Gabriel che si lancia con la liana e tornando indietro aggrappato sbatte la schiena sul palco durante Shock the Monkeys. Anche quello gran momento. Me lo ricordo. Recuperato. Non riesco a parlare. Stasera chissà. Ma sì, fai cantare Gigio. Sei nel podcast in caso. Tra l'altro, infatti, volevamo chiederti una cosa: se secondo te potevamo telefonare a Topo Gigio? Sì. Si può fare sta cosa? Sì. Ci puoi mandare il numero? Sì, te lo dico. Sì. Adesso capito. Aspetta, lo chiamiamo adesso? Chiamiamolo. Vengo là allora, così ci parlo pure. Aspetta, vieni qua. Parlaci di te che io se no sono emozionato. Metti. Vieni. Mi metto qua, mi metto qua vicino. Tieni. Metti via la voce. Scusate, sono teso. Chi parla? Pronto? Topo Gigio, ciao. Ciao, come state? Noi bene, tu come stai? Siamo qua con Lucio. Ciao Topo. Ciao. Lucio. Com'è? Tra poco ci vediamo Bellissimo. che ci sono le prove. Grazie ragazzi. Ma Topo Gigio, possiamo farti delle domande visto che siamo qui a Tintoria, tu ci segui, giusto? Assolutamente sì, certo che potete. Allora, vuoi cominciare tu, Daniele, a fare una domanda? Sì, allora, noi siamo qua con Lucio che ci piace tantissimo e siamo molto contenti che avete scelto di duettare insieme. E Lucio spacca, però noi non ti abbiamo mai visto in queste vesti, quindi siamo un po' preoccupati. Non è che fai come Morgan e Bugo, vero? No, ma cosa mi dici mai? Ma io e Lucio, caro il mio ragazzo, siamo molto simili. Amiamo la semplicità, amiamo la natura e ci vogliamo molto bene. Ed è per quello che ci rispettiamo a vicenda. E poi lui mi regala sempre un bel pezzetto di groviera con il buco. Con il buco. Hai capito? Grazie. Poi i miei... Sì. Formaggio in Maremma. Topo, io ho una domanda che volevo farti da quando ero piccolo. Dimmi. Tu hai mai incontrato Berlusconi? Mi viene da ridere, ma lo sai perché? Perché io, il Cavaliere, l'ho conosciuto e come? Io quando ho lavorato per le sue reti e poi, detto in confidenza, le barzellette che raccontava il Cavaliere, alcune gliele davo io, il sottoscritto, me medesimo. Pensa a te. Spero non quelle più sconce. Ma no, dai, adesso non esageriamo, erano proprio semplici. Tu ad esempio, ma tu lo sai perché il computer va dal dottore? No. Perché c'è un virus. Questa è buona. Questa è buona. raccontava effettivamente. Ma anche Michael Jackson hai conosciuto, Topo? Certo, ho conosciuto Michael Jackson, ho conosciuto tanti personaggi nella mia storia, ma insomma sono legato a tutti, ecco, non posso. E poi adesso, scusate, ho conosciuto finalmente Lucio Corsi. Ma come fai? Come hai fatto come fai a non invecchiare dopo tutti questi anni? Cioè, perché a me questa cosa non mi va giù, cioè non voglio.
non voglio. Infatti non ha ragione, amico mio, perché è facile però da quella posizione. Un'anima pura. Se tu hai un'anima pura, non invecchi e non invecchierai mai. Hai capito? Vai, scusa. C'ho un'altra domanda. Se no... scusa, tu hai che rapporto hai con gli altri, diciamo così, pupazzi? Li conosci? I pupazzi della televisione? Sì, tipo il Gabibbo. Sì, li conosco, ma sai, noi ci conosciamo tutti, siamo come una grande famiglia, ci sentiamo spesso, ci facciamo tante risate insieme, insomma. Fate dei pranzi anche? Dimmi. Fate dei pranzi? Facciamo delle feste, dei pranzi solo di pupazzi? Sì, perché i miei amici sono come il formaggio fresco, sono deliziosi e pieni di energia. Giusto. E poi siamo sempre pronti a combinarne qualcuna, insomma. Bene, questo è il giusto spirito. Siamo tutti uniti come una bella mozzarella, un bel formaggio filante. Allora, ho un'ultima domanda a proposito di formaggio filante, è una domanda che ho fatto anche a Lucio. C'è una rubrica in questo podcast che si chiama Cacare in discoteca, per cui chiediamo all'ospite se gli è mai capitato di dover andare in bagno nel momento peggiore, nel luogo peggiore. Hai un aneddoto di questo tipo? Beh, questa è una domanda un pochino per un topino come me. Sì, è un po' sporca, infatti non va bene. Allora, anche perché il diretto interessato non lo sa, ma io in confidenza una volta ho fatto la cacchina nella cassetta del mio gatto Megalo, del mio nemico, quindi l'ho fatta lì, ecco. E poi lui ha dovuto pulire lui. Grazie per questo aneddoto. Grazie mille per questa testimonianza, sei un grande e buon divertimento stasera. Tra poco ci vediamo. Grazie, stasera ragazzi si vola, preparatevi. Vai. Grazie Topo. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Beh, senti, Grazie mille per questo momento. Grazie veramente. A voi. E forse vi chiedo un altro applauso anche per Lucio Corsi. Grazie. Buona giornata. Sì, ci facciamo. Fate un applauso anche a Stefano Rapone se vi va. A Rolling Stone, a The Comedy Club. Fate un applauso a voi che siete tantissimi. Un applauso a Topo Gigio. Ciao a tutti, ci vediamo domani con l'ultima puntata. Un altro applauso per l'ospite di oggi. Ciao.